Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora, Fioi, siamo ormai al 7-8 luglio e ho fatto le ultime due cessioni. Charles Aranguiz al Leeds United che è andato in Serie A, sono strafelice, 22 milioni me l'ha offerto, veramente, cioè, sono stato iper fortunato. Con qualche rata comunque, insomma, chiaramente non tutti subito, però intanto sono arrivati. E Luca Salario, ho due attaccanti per il momento, lo so, però adesso ho altre priorità, poi in caso vediamo. Ma dipende da un attaccante giovane, ma ripeto, mi fido tantissimo di Casperino Dolberg e Albertone Einstein, poi diventa un bel giocatore, il nuovo Timo Werner. Alario per 15 milioni al Valencia, sono soddisfatto, sono 65 milioni per i trasferimenti, con i 40 dati dalla società a inizio anno, e possiamo fare un buon mercato, principalmente un'ala destra e sinistra, possibilmente doppio ruolo, e un centrocampista centrale. Ragazzi, sto provando un super big, ve lo assicuro. Questo è un gran pupillo del Bode, però questo mi fa il doppio ruolo, è giovanissimo, può fare veramente tanta roba. Ha una cifra neanche impossibile, alla fine sono circa una trentina di milioni, anche meno a rate, però vuole tantissimo gli stipendi, 8 milioni, perché lo vuole anche il Reale l'Arsenal. Ma vediamo se arriva alla corte di veneziano Irving Lozano. E anche Zelinski, però sarà duretta con Zelinski, anche lui, 24 anni, centrocampista, un giocatore che si adatta perfetto, vediamo che contratto vuole, prende 2 milioni, proviamo a fare 4 e 6, bonus alla firma, gli regaliamo 2 milioni, per il porco della gente 2 milioni, no, 25 anche no, facciamo un 15, allora lui vuole 3 ove, dai, premio gol 22, beh dai, ci può stare anche questo. Non lo paghi alla fine, sono 19 subito, questo diciamo che in totale sui 45 milioni, però 19 subito, il resto a rate si può fare assolutamente, contando che siamo in UEFA Champions League. È un mercato che possiamo concluderlo anche presto, sarei molto contento sinceramente. Dopo ci avanza qualcosa anche per un attaccante magari giovane, sarebbe perfetto. Va bene. Riunione spogliatoio. Buone vacanze. Ok, tutti sono contenti e godo. Purtroppo Giovanni Lo Celso non me lo danno. Vabbè, insomma, l'Aria va al Valencia, ciao. Intanto ragazzi, primo colpo a 5 milioni di euro. Jonas Kunert, questo è un giocatore generato che sembra molto interessante. Jonas Kunert. Accetta. Brutto colpo, Lozano accetta il Real Madrid. D'altronde sì. Così, vai, veramente una botta al cuore, peccato. Vaffanculo. E intanto Zelinski è arrivato, colpaccio che mi hanno consigliato tutti gli osservatori, hanno detto che andava benissimo, e quindi Piotr, la vuole scelta, Zelinski. C'è una vista spettacolare, un nuovo giocatore dell'Leverkusen. Godo. Peccato per Lozano, stiamo tentando altri colpi. Adesso vediamo. Emil Fors. Attenzione, cioè è vero che la cifra è importante perché vogliono 66 milioni di cui 30 subito e 33 a rate, però andremo a indebolire l'Ipsia, mi può fare destro, sinistro e centrale. Quanto vuole? 5 all'anno? Ci sono 80. Io lo concludo anche l'accordo, se mi arriva Forsberg forse è anche meglio, indebolisco di brutto l'Ipsia. Buono, in Ceve, Coric, stai buono, ragazzi, Coric. Altro colpo per veneziano. Arriva. Emil Forsberg, soldi sono pochetti adesso. Forse ci sarà un'altra cessione a centrocampo, vediamo, sono un po' indeciso, però intanto Emilone Forsberg arriva. Ne sono veramente tanti centrali, quindi forse ci può essere una partenza, vediamo. Questo ci voleva però, mi fa tutti i ruoli, perfetto, indebolito l'Ipsia, e abbiamo comprato anche, per stare più tranquilli, per i giovani, ho preso Mattias Freyer, 150.000 euro, Lennart Marz, 100.000 euro, sono due free gen, e Rodrigo dal Santos per 1 milione, messi nell'Under 19, insomma, che comunque voglio lasciare un bel ricordo, se non so se sarà questo il prossimo, l'ultimo anno, però voglio lasciare qualche giovane, insomma, al Leverkusen. Ragazzi, allora ho fatto una cessione un po' dolorosa, sempre al Leeds che fi scatenato, quest'anno che va in A.
Ante Coric, scontento, deluso dall'arrivo di Zielinski, non capisco il perché, l'ho pagato 8 milioni l'altro anno, l'ho rivenuto a 16 quest'anno, quindi ho fatto anche una plusvalenza di 8 milioni e ciao. La bella notizia è l'amichevole col City, vinta 5-3, cioè ragazzi, con gol di Brand, solito, Dolberg, Zielinski, Bailey, ancora Dolberg e Zielinski subito che fa gol, e godo, e godo, e godo. Dai, buon inizio. Ragazzi, l'Arsenal mi offre un contratto, comunque un colloquio di lavoro, rifiuto il colloquio, ciao Arsenal, è una squadra che odio, quindi. Comunque raga, porto a casa a 5 milioni di euro, sarà questo il mio terzo attaccante, fai pazzia pura, ma ecco, cioè, 15 anni, fai già questi parametri, questa è una bestia, e guardate un po', una cosa che io amo, ritenuto il futuro Klaus Fischer, ragazzi, centravanti fortissimo degli anni 80, secondo per numeri di reti in Bundesliga mi sembra, ha fatto le fortune dello Schalke 04. Ma adesso ragazzi, il mio ha 15 anni, io la rischio, non ne frega un cazzo, sarà il terzo attaccante, pazzia come indiane, ma ha dei parametri mostruosi. Cioè per l'età che ha dei parametri mostruosi, cioè può salire secondo me anche velocemente, visto che il Cume è abilissimo con i giovani a svilupparli, soprattutto gli attaccanti. Quindi prevedo grandi cose per questo momento, poi si chiama Milan, fa il 2+2 e fa sempre Cume. Però l'Arsenal, ciao ciao Arsenal. Basta, il mercato per me è chiuso, me li tengo i soldi che ho. Ancora 20 milioni circa. Che il Borussia Dortmund mi offre un contratto. Madonna, però rifiuto. Dopo un anno veramente non me l'aspettavo così, pazzesco. Comunque siamo vicini alla Supercoppa col Wolfsburg, raga, sono molto molto teso, bisogna subito portare a casa, fanculo lo Zano. Però Wolfsburg è un bel culo. Ok ragazzi, ci siamo, unico acquisto in campo, Zielinski. Supercoppa di Germania alla Volkswagen Arena. Piovigginoso, 24 gradi. Andiamo. Motivato, Bailey, perfetto, vai. Speriamo di fare una bella partita e di portare a casa il primo trofeo stagionale. Leon. Zielinski subito, e subito gol di Zielinski. Colpaccio come indiano. Il nuovo acquisto si presenta così in Supercoppa di Germania, gode. Mamma come gode. Ed è Julian, 2-0. Leverkusen straripante. Alla fine la squadra dell'altro anno solo con Zielinski e Forsberg in panchina. Non volevo snaturare troppo la squadra che ha fatto una cosa incredibile. Dolberg per Julian. Attenzione. Occhio. Comunque il Milan, quando me ne andrò dal Leverkusen, può essere la mia destinazione, la mia seconda destinazione, perché è arrivata quarta in Champions League ma ancora lontana dai fasti di un tempo, e poi insomma hanno comprato Barella e De Ligt, cioè veramente, sto caricamento di Football Manager sembra fatto apposta per me. È veramente una bella occasione. No. Prima cosa che voglio fare al Milan se andrò è vendere Bonucci, quindi per fare the first cause in italiano puro. Bender. Grandissimo Casper da chiudere. Errore di Casperino a Goldberg. Bender. Leon. Ma grande Leverkusen, ovviamente è un primo tempo devastante. Continuate così. Molto good, molto good.
socio. Bender. Dai fioi, dai. '65esimo, la squadra anche stanca, là, in piena preparazione. Se faccio qualche cambio anche. Grande Basler. Tattiche. Allora, vediamo i morti. Bene, distrutto. Oh, debutto per Hamel Folds. Perfetto. Anche Bender è morto. E mettiamo The Don't Care. Ho lasciato a casa Arthur in questa partita. Bravissimo Zelinski. Come è entrato Zelinski negli schemi della squadra per adesso. Brutto questo col gol. Mamma mia che bava. Qua c'è andata di lusso. Un po' in sofferenza adesso però. Aia, un grande Leno. Cosa ha fatto il signor Leno? Il Folsburg prova il tutto per tutto. Mettiamo Einstein per un Dolberg così oggi. Perks, They Don't Care, Bender, They Don't Care, Zelinski, Julian, They Don't Care. Ed è Albert Einstein, cambio indovinato, veneziano straripante. 3-0. Mamma che neve, mamma che neve. Ho parato il primo titolo Leverkusen, ragazzi, devono solo che baciarmi il pene. Attenzione, grande Megai. Ricordo sempre che quando si cambia squadra veneziano può per portarsi via 2 giocatori che sono, come si dice, nello staff preferito di veneziano, lo stesso giocatore Einstein ancora, chiaramente pagandoli una cifra, nel senso tipo in questo momento gli unici 2 giocatori che ho sono Dolberg e Bailey, che sono quelli che ho elogiato di più, tipo non so, pacchetto di completo, 2 giocatori di 50 milioni, perché non posso prendere gratis chiaramente. Però una cinquantina di milioni, portiamo a casa 2 pupilli di veneziano, cosa che purtroppo nel gioco non è prevista, nel senso che se un giocatore ama il veneziano non lo segue con qualsiasi Giorginio, con Sarri o queste cose qua. Quindi questo è l'unico bonus, diciamo, che voglio mettermi per avere i miei pupilli sempre con me, chiaramente pagandolo un prezzo di che vale, o magari qualcosa di meno, ecco, però questo insomma è quello che voglio fare, ragazzi. Però insomma è un discorso lungo, adesso pensiamo alla stagione, ma sta vittoria veramente mi fa pensare, c'è un progetto da vincere qualcosa con Leverkusen, l'ho già vinto, quest'anno partiamo già così, mamma se si gode, secondo trofeo per Leverkusen, per la Germania. Se quest'anno facciamo bene in Champions potrei anche lasciare, perché il mio progetto è veramente meraviglioso in questo momento, non ci credo neanche io, cioè, è una squadra insomma buona, ma non è che ho dei fenomeni incredibili. Il Bayern Monaco ha preso anche Salah comunque quest'anno, me lo ricordo, appena confermato. Grande vittoria. L'aveva presa subito. Sì. Beh, è il minimo. E anche Einstein, ragazzi. Ciao. Il Leverkusen vince. Zelinski debutta abbastanza bene. Vediamo anche la conferenza stampa. Non voglio commentare. Grande risultato. Non commento neanche il possesso palla. Sì. Zelinski fenomenale. Brand.
sono felice, giocando bene, credo possa restare in squadra. 1 milione lo prendiamo, Ardit conduce Leverkusen alla gloria e vai, possiamo andare nel nostro coso e vedere il profilo di Veneziano che si arricchisce. Intanto guardate come stiamo migliorando, qua sono addirittura 20. Siamo un po' bassi qua, però stiamo salendo bene. C'è la Shevchenko, che bello, Shevchenkina. Questo chiaramente è una perla del Cume. Storia, è una chicca più. 39 partite giocate, 26 vittorie, veramente una media vittoria del 66%. Tu. Ho vinto 2 premi, migliore allenatore, e ho vinto una coppa e un campionato. Infatti se noi vediamo carriera, qua abbiamo campionato, questo è il primo allenatore dell'anno, Bundesliga, e adesso intanto è arrivata la Supercoppa di Germania. Premi, terzo posto allenatore dell'anno, questa roba. Mentre questo, vabbè, su questo terzo, vabbè. Competizioni, eccole qua. Mamma mia quanto godo. Godo come un porcellino. Adesso vediamo il calendario, c'è la Coppa di, vabbè, la Coppa di Germania primo turno, non faccio neanche vedere quelle partite là. Raga, ho fatto la primo turno di Coppa di Germania, sinceramente non lo faccio, cioè non l'ho neanche fatto vedere perché sapete che i primi turni non li faccio mai vedere, vittoria per 5-0 schiacciate. Doppietta di Dolberg, Julian, bene. Ho già fatto l'ho già lodato bene, lo diamo anche Casper. Ok, perfetto raga, allora possiamo chiudere qua, veramente è stato un precampionato anche perfetto, addirittura c'è un 10-0 con l'Agropoli in amichevole che non ho segnalato, ma comunque importante con una squadretta, ma va bene. Comunque l'inizio del campionato sarà con Schalke, Bochum, Lipsia, Hoffenheim, Gladbach e via tutte le altre. Ci sarà anche la Champions, quindi più turni, diciamo l'obiettivo è consolidamento in Bundesliga con magari 2 titoli e arrivare almeno ai quarti di Champions League. Speriamo di far così. Raga, sotto il comandante veneziano, bel mercato, sono soddisfatto. Qua come infortunati abbiamo il Bender che starà fuori 12 giorni. E niente, raga, sotto il comandante veneziano. Siamo partiti con una bella Supercoppa di Germania, un 4-0 perentorio devastante al Wolfsburg. Sono molto soddisfatto. Ciao!